Si parte. Ardea in possesso del pallone, comincia a far girare la palla. Subito primo fallo per Lanagni, fallo del capitano Cardinali. Prova a ripartire l'Ardea, partita finora molto fisica in questi primi minuti. Qui attenzione a Gobbi che se ne va, Gobbi, il tacco, splendido, la parata di Franza e poi Onori sulla riga di porta. La palla in avanti qui per il numero 28 che calcia e c'è il gol di Cimini per l'Ardea. Splendida azione. Cimini fa girare il pallone in avanti, altro splendido aggancio. Attenzione perché c'è un'occasione per l'Ardea che calcia ancora con Cimini che si soccorrere il giocatore rimasto a terra della Nagni. Adesso si riprende a giocare ma subito una palla persa dall'Ardea. Il tiro di ancora adesso l'occasione per Cardinali. Ambrogi para due volte in avanti per la Nagni con il tacco, il tentativo, recupera il pallone, poi una puntata fortissima ed è 3-0 per l'Ardea, per Valente che cerca la palla dentro per Galasso, Galasso calcia, ottima risposta di Franza che evita che il pallone arrivi nei piedi di Valente che avrebbe dovuto solamente ribattere a rete. Però si resta in avanti ancora, battuta improvvisa della rimessa laterale da parte di Gobbi ed è Valente a trovare il raddoppio, o meglio la doppietta, ed è 4-0 per l'Ardea. Qui attenzione però all'errore di De Celis con Onori che calcia ed è Ambrogi a fermarlo. Attenzione alla conclusione, è uno schema. Viva la partita anche nella seconda frazione di gioco, il tentativo qui subito dell'Ardea che vuole naturalmente evitare che questo avvenga. Qui la palla in avanti, bravo Galasso con un ottimo intervento, poi prova a destreggiarsi da due avversari, riesce a scaricare il pallone e allora Gobbi prova un attimino anche ad addormentare i ritmi della partita. Adesso l'Ardea, dato che manca anche poco alla fine della prima frazione di gioco, la palla recuperata qui da Onori. Onori cerca il pallone in avanti per Cardinali che strozza la conclusione, poi la palla resta lì in qualche modo e c'è il gol incredibile, una serie di rimpalli ha favorito la Nagni che trova il 4-2 immediato, ma la Nagni con un minuto e mezzo praticamente è rientrato in gara e infatti si conclude qui la prima frazione, ma il secondo tempo insomma sembrava essere indirizzato verso una partita tranquilla, invece sarà comunque una partita viva. E si riparte con il secondo tempo tra Ardea e Frassati Anagni, 4-2 il punteggio della prima frazione di gioco. La palla in avanti, lo scavetto verso Cardinali che l'ottimo rilancio, Gobbi con il tiro, la palla fuori di un soffio. Bella qui, attenzione all'occasione per l'Ardea che trova il 5-2 con Antinori. Ancora qui l'occasione per Cimini, attenzione al tiro di Esposito e c'è il 6-2 dell'Ardea che allunga con il suo capitano. Attenzione al tiro di Galasso, bella risposta da parte del portiere. La palla in avanti verso Atila, può passare Cimini, scarica il pallone per Atila che calcia, palla però che si spegne al lato. La palla fuori per Cardinali che calcia, c'è una deviazione di De Celis che incredibilmente mette il pallone nella sua porta. Il lancio lungo in avanti qui per Esposito che si gira. Ha cercato un altro grande gol con uno che invece arriva a Cardinali che prova a girarsi, riesce a servire Proietto che calcia, De Celis si butta a peso morto sul pallone e fa un grandissimo salvataggio. Calcio d'angolo per la Nagni che adesso chiaramente ha ritrovato un po' di coraggio. Il tentativo in mezzo e c'è il gol di Cardinali. Ancora il pallone in avanti, la palla però che viene recuperata da Cardinali, 2 contro 1. Attenzione ad Onori, Onori il tiro, la risposta di Ambrogi che devia. Il tentativo ancora di palla in avanti, Valente calcia prima che possa arrivare qui il tiro di Onori e c'è il 6-5. Arbitro però, e qui attenzione a Cardinali che salta Galasso, calcia, ha cercato un tiro Ambrogi, chiaramente non c'era il portiere
però c'è stato poi una chiamata fallo tiro e c'è il salvataggio incredibile da parte di Proietto. Il portiere Ambrogi, palla però che si spegne ampiamente fuori. Ancora un'altra occasione per l'Anagni per provare a raggiungere il pareggio. Rossi, Ammaniti, ancora per Rossi, il tiro, palla che resta lì, viene spazzata via. Rossi, la palla per Onori, intanto ristabilita la parità numerica, ma ancora il portiere di movimento, Cardinali, la palla fuori, ma non c'è più tempo, finisce qui. L'Ardea soffre ma vince 6-5 contro l'Anagni. Dopo un vantaggio. Eccoci con Alberto Antinori, uno dei migliori in campo per quanto riguarda la partita di quest'oggi. Una partita che insomma è stata molto combattuta, perché comunque ecco, eravate andati avanti di 4 gol, poi siete riandati avanti di 4 gol, però poi ecco l'Anagni è rientrato e comunque avete anche rischiato di perderla poi con il portiere di movimento. Allora, dovrei fare i complimenti ai miei ragazzi e ai miei compagni, perché siamo un bellissimo gruppo e grazie al mister e al nostro Riccardo Mentecassa che ogni volta ci seguono siamo riusciti a prendere finalmente i 3 punti meritati. E niente, devo fare i complimenti agli avversari perché era una bravissima squadra, però vince chi combatte fino alla fine e niente. È andata bene così, dai.